Ciao a tutti dai Stersili. Oggi è il 18 gennaio 2025, io sono a casa di Babbo, mentre fuori per le strade del paese le strade brulicano nonostante la pioggia per via dei preparativi dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate. Io ne sto approfittando per risfogliare questi due bellissimi libri che hanno scritto Pierino Vargiu e Angela Mereu. E con tanto orgoglio vi dico che nel secondo volume, dopo la prefazione, la primissima pagina che troverete sarà quella dedicata alla mia poesia. Io ho scritto una poesia per Pierino e ho avuto il grandissimo onore di poterla recitare al teatro di Elmas. E se siete curiosi di sentirla, allora, aio, benica di conto. Sulle ali dei sentimenti. Sognava di poter cogliere e fissare alcuni istanti del passaggio di antichi simulacri, preceduti da magnifici abiti variopinti, pintinati di preziosi cimeli, incantandosi a scrutare la sua meravigliosa terra. Infiniti sono divenuti gli scatti, così come gli amici che dovunque ha conquistato. Adagio, lo sguardo si è posato su rughe profonde, simili a sentieri che conducono ad altri tempi, spesso assai remoti. Aveva sempre più in lui il desiderio di poterli avvicinare. In punta di piedi ha bussato i loro usci e se nella quotidianità appare distratto, talvolta sordo, di loro ha inteso ogni sospiro, scrutato ogni sguardo, contemplando quei momenti inebrianti di infinita dolcezza, fonte di intense emozioni. Nonnini che hanno alternato racconti gioiosi a dolorosi strascichi della loro esistenza. Insieme alla sua amata sposa ha incorniciato queste parole tra le pagine dei suoi libri, consegnando alla storia le memorie di sconosciuti che, cinti di semplicità, hanno reso lustro alla nostra amata Sardegna. Dialoghi che sintetizzano enciclopedie di vita vissuta, scatti che, seppur imprecisi, colgono attimi preziosi di un'arte, non di una professione. Si sa, Pierino non vende, a lui sta a cuore la sua passione. Ha sempre lo sguardo rivolto verso il cielo per dire grazie, sappiatelo. Vi è piaciuta la poesia? Bene, ricordatevi che se avete delle arti non ve ne deve importare di quello che dicono le persone, perché apparentemente e inizialmente potreste sembrare non apprezzati, ma cosa ve ne importa? Avete visto quante volte i cantanti partecipano a dei festival e arrivano ultimi, poi smerciano, vendono e stravendono i loro dischi, guadagnando tantissimi soldi, ma soprattutto successo. Quindi, se avete un'arte, coltivatela, perché i talenti non vanno tenuti nascosto. Questo ci insegna la Bibbia. Bene, io vi saluto, ciao e a Sibiris Anus.